Una volta all'anno in tutte le città del mondo viene ricordata questa giornata per sensibilizzare l'opinione pubblica, sensibilizzare la gente sui pericoli di questa malattia subdola che è il diabete. È una malattia che ha quasi 500 milioni di ammalati nel mondo. Se pensiamo nel Bassanese sono quasi 10.000. Dino Secco, neoeletto presidente dell'Associazione Diabetici del Comprensorio di Bassano, sottolinea l'importanza della Giornata Mondiale del Diabete e delle iniziative volte a sensibilizzare la popolazione e far conoscere i rischi di una patologia tra le più diffuse malattie croniche al mondo. Secondo la Società Italiana di Diabete, nel 2024 saranno circa 700 milioni i diabetici nel mondo. 500 le piazze coinvolte nell'iniziativa in tutta Italia e domenica 14 novembre ci sarà anche Bassano. Domenica mattina dalle 9 alle 13 in Piazzotto Montevecchio e poi domenica 21 a Marostica in Piazza degli Scacchi ci sarà un gazebo dove distribuiremo tutto il materiale informativo su questa malattia. Ci sarà la possibilità per chi lo vorrà di fare la prova della glicemia per vedere che valori ha, per vedere se la malattia ha cominciato a raggiungere anche quello che si fa la prova oppure se non ha nessun problema, per cui beato lui.